Buonasera e ben ritrovati a Friuli Economy. Saluto subito Elena Bezzutti al mio fianco. Buonasera Elena. Buonasera e ben trovati. Allora, la puntata di questa sera di Friuli Economy parlerà di case, auto e aziende depredate dai ladri e di come tutelarsi. Quindi faremo un'indagine a 360 gradi del business della sicurezza. Abbiamo diversi ospiti, 3 a testa per me ed Elena da presentare e da intervistare, poi ci avvaleremo anche del servizio realizzato da Paolo Bassi. Allora, partiamo subito alla mia destra, abbiamo Diego Grotto della Urmet, buonasera Grotto. Buonasera. Poi abbiamo Michele Buiatti della Hermetic Seramenti, buonasera Buiatti. E completa il quadro alla mia destra Massimiliano Magon dell'Italpol, buonasera. Buonasera. E adesso la mia parte con Glauco Fumis di Telesorveglianza, Mauro Grimolizzi di GM. Buonasera. E per concludere Diego Zaccarin di Punto Sicurezza. Buonasera. Ecco, buonasera anche a lei Zaccarin. Allora, partiamo subito con Grotto della Urmet. Esistono diversi sistemi anti-intrusioni pensati per la piccola abitazione e per la grande azienda. Per la casa, secondo lei, meglio l'allarme cablato o quello wireless? E per l'azienda invece? Bene. Allora, esistono chiaramente 2 tipi di sicurezza per le abitazioni. Abbiamo sia l'allarme anti-intrusione filare, che sicuramente è un sistema molto più economico e quindi laddove c'è la predisposizione dell'impianto cablato è sempre migliorativo, sia per una questione di affidabilità, ma soprattutto per una questione di prezzo, perché c'è proprio il filo che collega il sistema. Laddove non sia possibile fare l'impianto solo cablato, la tecnologia oggi ci ha permesso di integrare anche tutta la parte di sistema antifurto radio, quindi via radio, per alcuni punti laddove il sistema cablato non riesce ad arrivare. Per l'azienda è la stessa cosa oppure ci sono delle differenze? No, Grotto? per l'azienda è la stessa cosa, chiaramente ci sono delle apparecchiature tipo dei rivelatori dedicati al perimetrale esterno, quindi professionali e dedicati al tipo di struttura, diciamo. Ecco, giusto una precisazione, c'è spesso anche il problema del furto dei dati. Il wireless da questo punto di vista è meno sicuro del cablaggio oppure garantisce la stessa sicurezza? Non è che ci sia un problema di sicurezza, il wireless è comunque molto affidabile perché è criptato, quindi da quel punto di vista lì non abbiamo nessun problema. Cablato o filare è la stessa cosa. Bene, mi sembra chiaro. E poi Fumis, i sistemi di sicurezza sono anche personalizzabili, ma che cosa vuol dire? E poi quali sono i sistemi di sicurezza su misura? I sistemi di sicurezza possono essere, sì, effettivamente personalizzati, però ci sono delle regole fondamentali che bisogna seguire, ci sono delle norme e quindi devono essere, le personalizzazioni devono comunque tenere conto di queste normative che tutelano poi alla fine l'utente finale. Pertanto la personalizzazione va fatta nell'ambito di un supporto ulteriore a quelle che sono le strutture progettuali di base. Per fare un esempio pratico, non so, nel caso di un'abitazione. Per esempio, una villa deve avere come struttura di base una protezione minima che è fatta da un dispositivo perimetrale, cioè una protezione sulle porte e sulle finestre, e una protezione interna fatta da rivelatori in movimento. Poi possono essere personalizzate queste progettazioni implementando con dei sensori, per esempio d'esterno, che adesso sono abbastanza affidabili e possono essere venduti con un certo rapporto prestazione e costo abbastanza efficiente. Ecco, invece, spostandoci invece su Buiatti dell'Hermetic Seramenti, le domanderei dal punto di vista della sicurezza anti-intrusione, la Hermetic Seramenti si avvale di serrature particolari. Quali sono le caratteristiche che la rendono a prova di ladro? Diciamo che a livello di anti-intrusione c'è da fare una panoramica un po' più ampia perché comunque un serramento è costituito da profili portanti, dal vetro e dalla ferramenta perimetrale che ne consente l'apertura.
e in questo senso dal punto di vista del telaio un rischio è quello della foratura del telaio. In questo caso è più facile per un ladro, diciamo, forare un telaio in legno piuttosto che un telaio in alluminio o in PVC. In particolare il PVC presenta delle anime in acciaio interno, per cui il rumore che fa il ladro a forare un telaio in alluminio o in PVC è molto elevato e rappresenta, cioè scoraggia il ladro a fare questo tipo di intervento. Per quel che riguarda la ferramenta che consente l'apertura delle finestre è una ferramenta che utilizziamo, una ferramenta perimetrale, e presenta dei funghi antifrazione che si impegnano in degli incontri, e questo evita lo scavallamento dell'anta rispetto al telaio. Con una garanzia che, voglio dire, al 100% ormai come tecnologia, oppure i ladri riescono comunque a forzare? Ma c'è una classificazione dei serramenti in funzione del tempo necessario all'intrusione da parte di un malintenzionato, e normalmente i serramenti domestici garantiscono un tempo totale di circa 20 minuti per l'effrazione completa. E comunque, appunto, oltre ci sono dei sistemi che garantiscono questa tenuta di 20 minuti. Che dovrebbe garantire sostanzialmente sul fatto che eventuali agenti preposti alla sicurezza e i vicini si rendano conto che sta avvenendo un'effrazione. Esatto, perché anche le maniglie stesse presentano un sistema chiamato Secustick che evita la manomissione dall'esterno della martellina della finestra. E comunque la ferramenta perimetrale consente l'inserimento di sensori chiamati sensori RID che si integrano appunto con i sistemi di allarme in commercio, insomma. E parlando invece di sistemi antincendio, Grimolizzi, in casa e anche in azienda, quali sono le nuove tecnologie? Beh, diciamo che per quanto riguarda l'antincendio le tecnologie sono strettamente legate a quelle che sono le normative, in quanto siamo strettamente vincolanti soprattutto nelle attività soggette a installare sistemi approvati a vari livelli di sicurezza. Diciamo che negli ultimi anni, per quanto riguarda i sistemi passivi, cioè coloro che rilevano l'antincendio, cioè che quindi ci danno un allarme, quindi un allertamento, sicuramente l'introduzione dei sistemi senza filo ha significato un'evoluzione significativa in questo ambito. E quindi anche la modularità, come è nel sistema anti-intrusione, anche nell'antincendio si è avuto questa evoluzione. Questo ha avuto un attimino di ritardo perché le normative internazionali sono sicuramente molto più stringenti sull'ambito antincendio che non sull'anti-intrusione. Ma anche le abitazioni private adesso richiedono dei sistemi antincendio oppure dal punto di vista appunto del cliente finale, del privato, quali sono le normative? Beh, diciamo che al privato non ci sono obblighi normativi, però direi che in una giusta sicurezza, quando si prevede la predisposizione anche in nuove abitazioni di impianti di sistemi anti-intrusione, è bene oggi prevedere anche dei sistemi di protezione verso l'antincendio, perché lo vediamo anche nel quotidiano, succedono vari incidenti e le vittime, che poi sono le persone, fondamentalmente non vengono uccise dal fuoco ma fondamentalmente dal fumo. Quindi un allertamento come dire, anticipato rispetto agli eventi più tragici ci salva effettivamente la vita. Quindi anche con i sistemi nuovi che diceva, con la facile installazione attraverso sistemi wireless, questo oggi è sicuramente più facile e io direi di consigliare sicuramente l'installazione di questi sistemi. Ecco, proprio a proposito di sistemi di allarme, volevo domandare a Magon, il sistema di allarme com'è collegato con l'intervento diretto della vigilanza, e se può parlare anche del dispositivo telecall? Ma ecco, adesso abbiamo sentito un attimino come si sviluppano i vari sistemi, manca poi la parte fondamentale, cioè questi sistemi rilevano qualcosa e ci deve essere qualcuno che compie un'azione per contrastare il tentativo di furto o l'incendio. Quindi è fondamentale garantire anche che questo sistema poi invii le segnalazioni a una centrale d'allarme che le riceve e è in grado di intervenire. Quindi secondo questa logica in realtà la centrale d'allarme dell'istituto di vigilanza cosa fa? Riceve una segnalazione di aiuto, diciamo così,
E quindi, per semplificare, questo tipo di segnalazione è una comunicazione che utilizza i normali metodi che vengono utilizzati per le nostre comunicazioni quotidiane. Quindi partiamo dalla semplice segnalazione inviata su una linea telefonica tradizionale per utilizzare poi comunicazioni via etere, quindi con GSM, GPRS, UMTS, oppure con segnalazioni ADSL. Poi c'è la distinzione se la segnalazione è solo e esclusivamente del sistema anti-intrusione o antincendio o anche del sistema di videosorveglianza. E questo può valere anche per la sicurezza personale, Magon? Certo, vale anche per la sicurezza personale, ovviamente la sicurezza personale ha una logica diversa, nel senso che all'interno dell'abitazione, lei ha fatto riferimento prima a Telecall, che poi sostanzialmente è un servizio che noi abbiamo proposto già da 20 anni, è semplicemente un sistema attraverso cui dall'interno dell'abitazione o dell'attività commerciale o dell'azienda il cliente può inviare una segnalazione codificata alla nostra centrale operativa che garantisce l'intervento. Questo è nell'ambito del sito protetto da un sistema di rilevazione fisso. Poi parleremo magari dopo di altri sistemi. E per tornare un attimo ai sistemi di allarme in sé, Zaccarin, quali sono quelli più venduti in questo periodo? Diciamo che gli impianti per se stesso che sono più venduti in questo momento naturalmente sono quelli anti-intrusione, che è la base della protezione della casa sostanzialmente. E dopodiché vengono implementati da diverse richieste, specialmente nell'ultimo periodo, anche degli impianti di videosorveglianza, perché comunque la gente vuole capire, vuole vedere chi o cosa abbia scatenato l'allarme e capire anche da che cosa è successa l'intrusione o capire da dove sono entrati per giustamente coprire l'eventuale falla che c'è sul sistema o andare comunque a implementare la copertura di sicurezza della propria casa, della propria abitazione. Quindi c'è una integrazione col sistema di videosorveglianza in pratica? C'è un'integrazione, un'implementazione anche con l'impianto di videosorveglianza per giustamente la gente richiede tanta sicurezza, cioè vuole stare tranquillo a casa sua. Questo, le domande basilari principalmente quando ti vengono a chiedere per costruire un impianto di allarme è: voglio essere sicuro in casa mia. Ma esiste un impianto perfetto, diciamo in questo senso? Perché fra un po' vedremo un servizio subito dopo la pubblicità realizzato da Bassi, dove ci sono dei cittadini che davvero ci hanno rinunciato ormai perché dicono che tanto comunque verranno a rubare. Quindi può esistere l'impianto perfetto oppure no? L'impianto perfetto può esistere, va valutato naturalmente caso per caso, la singola casa, come può essere protetta, perché adesso come adesso anche ci sono tante richieste per le protezioni perimetrali esterne, perché anche dalle forze dell'ordine so che viene data l'informazione di implementare, magari anche con semplici sensori di passaggio per far accendere le luci o quant'altro, e naturalmente chi ha già l'impianto d'allarme vuole un'implementazione dell'impianto stesso con delle protezioni perimetrali, con delle barriere esterne o perlomeno controllare le finestre prima che vengano vandalizzate o quant'altro. Bene, ci dobbiamo adesso fermare per alcuni suggerimenti pubblicitari. Torniamo subito con il servizio realizzato da Paolo Bassi, dove ha intervistato cittadini e imprenditori in Friuli sul tema appunto dei furti e degli atti di vandalismo subiti, e poi li commentiamo con i nostri ospiti qui a Friuli Economy. Lei nella sua vita ha mai subito dei furti in casa? Sì, quando ero giovane, che abitavo a Codroipo, più di qualche volta erano venuti praticamente a rubare in casa. E le avevano fatto danni? Abbastanza, più che altro il disagio che ti senti violato nella privacy, però diciamo che sì, a parte le solite catenine d'oro, quelle robe lì che per fortuna non tengo più, sì, è il disagio di avere la casa ribaltata. Adesso attualmente come si difende? Ma adesso abito a Udine da 10 anni in una corte abbastanza tranquilla dove fra vicini si dà tutti un occhio, e poi sono cambiati i tempi ovviamente, c'è molto più telecamere, sicurezza, ronde, anche i vigili penso che spesso passano in questa zona. A dire il vero, nella mia zona qua non ho mai sentito di furti in appartamenti. Lei ha mai subito furti in vita sua?
Sì, circa un anno fa, però niente di grave. Sono stato fortunato perché all'occorrenza, diciamo, stavo rientrando in casa e si è risolto tutto in, diciamo, una rottura di porta e basta, insomma, che tutto. Ma quindi lei li ha visti? Sì, erano nell'ombra perché dove abito io è un posto abbastanza oscuro, per cui non si riesce a vedere molto bene. Ho visto delle ombre che stavano andando via, ma E adesso cosa fa per difendersi attualmente? niente. Niente nel senso che accetto così, insomma, quello che è la vita di ogni giorno. Diciamo che spera nella buona sorte. Ma chiaramente, sì, se ho adattato dei mezzi o delle cose, no, senz'altro, non ho fatto niente. Ho solo seguito l'istinto e continuo così, diciamo, come dice lei, confidando sulla fortuna, sulla buona sorte, insomma. Sì, che ho subito furti, anche attività commerciali. Ah, e com'è successo? Come succede? Entrano, fanno furto con destrezza, però ormai non ti tutelano neanche in quello. E come si difende lei attualmente? In questo momento tutto all'estero. Quindi in Italia più niente? No, in Italia più niente. Quindi non si sente difeso, tutelato? Assolutamente. Io ho avuto furto anche in Spagna, però la polizia è bella presente. Qui invece negli ultimi anni no? No, zero. Io avevo un negozio in Via Ungheria, che c'è stata una bella discussione ultimamente, eppure non si fa niente. Ci si deve muovere il cittadino e vai dallo Stato, lo Stato non c'è. Signore, lei ha mai subito furti in vita sua? Sì, ho subito un furto nell'abitazione quando è nata la mia secondogenita. Si vede con mettere il fioco sulla porta e hanno trovato oro e vari gioielli e soldi, poi mi hanno portato via il televisore, proprio sono venuti con tanto di furgone e sono rimasto veramente molto male perché siamo gente che non siamo abituati a queste situazioni, non avevamo mai subito furti, non avevo l'antifurto perché non avrei mai pensato. Penso di essere stato tenuto d'occhio perché sono venuti una domenica che io esco sempre al pomeriggio e niente. Questo le è capitato recentemente? No, 10 anni fa. Adesso come fa per difendersi? Adesso ho messo l'antifurto, poi si vive in un'altra maniera, si cerca di essere molto più attenti, lascio sempre una figlia a casa o ci si dà il cambio, però è un viver male. Prima mi sentivo molto più libero, non so, poi si esce, si torna a casa, si pensa sempre chissà se è tutto a posto, a livello psicologico rimane una violenza. Possiamo dire che Udine non è più l'isola felice che era un tempo? Ma guardi, io conosco gente che ormai neanche non denuncia, non dico furti in abitazioni, ma i piccoli furti nei garage, queste cose non vengono neanche denunciate. I furti sono sempre stati, ma non penso a questo livello, ecco. Abbiamo visto nel servizio che c'è molta rassegnazione anche a Udine che dicono non essere più un'isola felice. Ma Fumis, lei che cosa consiglia a questi privati cittadini? Consiglio di non rassegnarsi perché ci sono dei metodi, le tecnologie le conosciamo e caso per caso si può provvedere a dare un supporto a queste persone. Ovviamente bisogna investire un certo tipo di importo per non dar da vivere ai ladri con tanta facilità. Quindi insomma, bisogna rivolgersi a delle aziende che sappiano suggerire i metodi giusti. Ok, ma i sistemi di sicurezza possono anche essere noleggiati? Penso anche non solo al caso delle case ma anche delle aziende. Sì, i sistemi di sicurezza, insomma, ci sono delle aziende come anche gli istituti di vigilanza che fanno questo tipo di attività di noleggio e anche la mia azienda fa attività di noleggio per quanto riguarda i sistemi di sicurezza. Io suggerisco prevalentemente l'acquisto, però obiettivamente
e il noleggio può anche tornare utile specialmente alle aziende. Ecco, invece Grotto della Urmet in questo caso, per quanto riguarda la videosorveglianza, come si può monitorare cosa succede in casa mentre siamo al lavoro? Perché abbiamo visto il caso di, appunto, soprattutto l'ultimo cittadino colpito, diceva un viver male, non ti fidi, devi lasciare una persona, ma c'è un modo ulteriore per stare più tranquillo? Mi riferisco anche allo sviluppo di eventuali app che mi sembra anche Urmet abbia sviluppato e che quindi ti danno, diciamo così, una risposta subito di quello che sta avvenendo e quindi alla fine ti senti un pochino più tranquillo, ecco. Certo, abbiamo un nuovo prodotto che è in uscita da febbraio 2017 che è un sistema videocitofonico che permette di remotizzare su smartphone, comunque su telefonino, la chiamata, in maniera tale che se qualcuno dal posto esterno videocitofonico, perché in alcuni casi i ladri cosa fanno? Prima di fare irruzioni in casa provano la chiamata videocitofonica o citofonica che sia per vedere se all'interno dell'abitazione c'è qualcuno. In questo caso abbiamo la possibilità di girare la chiamata via rete internet direttamente sullo smartphone senza far sapere alla persona che ha chiamato se siamo a casa oppure via, e ci dà la possibilità tramite l'app di rispondere ed eventualmente nel caso in cui non sia il ladro ma è il corriere di aprirgli anche il cancelletto. Questa soluzione è una soluzione innovativa che sarà in uscita Urmet, la proporrà dal 1° di febbraio in un pacchetto videocitofonico e remotizzazione ad un prezzo finale sotto dei 1.000 euro. Oltretutto diamo la possibilità anche su un impianto esistente di nuova generazione, quindi un sistema a 2 fili di citofonia o videocitofonia, la stessa possibilità stando sotto a un prezzo finale del cliente finale di 500 euro, quindi comunque dare l'impressione di essere a casa anche quando non si è. Ma Grimolizzi, un sistema funzionante è un sistema sul quale viene fatta manutenzione. Quanto è importante questa fase anche nel post vendita? Beh, è sicuramente l'aspetto fondamentale, perché un sistema installato e non verificato nel suo funzionamento è un sistema inutile. Quindi la corretta manutenzione e la verifica dei sistemi rispondenti alle necessità e anche alle normative è una cosa assolutamente indispensabile e sottolineato anche dalle norme stesse. Soprattutto le aziende che sono soggette al controllo dei vigili del fuoco hanno l'obbligo di annotare queste manutenzioni periodiche in un apposito registro che poi deve essere anche tenuto a disposizione delle autorità competenti. Quindi la manutenzione è fondamentale, soprattutto nelle aziende dove hanno un alto rischio, anche un medio rischio, per garantire l'incolumità dei lavoratori e dell'azienda stessa. Ecco, e invece Buiatti, per quanto riguarda la porta blindata, questa può ancora fare la differenza in appartamento ed esistono porte blindate a prova ancora di scasso oppure no? Beh, diciamo che la porta blindata è comunque un elemento che ha una buona resistenza in termini di tempo di effrazione da parte di un ladro, anche perché comunque sono dotate di più punti di chiusura, ci sono dei cilindri che presentano delle anime in acciaio interno che deviano un'eventuale foratura da parte di un trapano, comunque hanno dei sistemi anti-azoto. Ma il concetto di base, anche rispondendo al servizio precedente, è che comunque bisogna cercare di fermare i ladri con sistemi che determinano un deterrente al ladro nel fare un'effrazione al serramento, anche perché quando inizia un'effrazione o un serramento, anche se non si concretizza, però già questo determina un danno economico al cliente stesso, quindi con sistemi di videosorveglianza e di domotica e di impianti come abbiamo visto stasera, insomma, questo vorrei fare appunto al cliente, al consumatore, vorrei fare un appunto di dotarsi di questi sistemi deterrenti. Quindi una serie di sistemi deterrenti e la possibilità di utilizzare la domotica per vedere quello che succede in casa anche da fuori. Zaccarin, quanti clienti chiedono le app di cui parlavamo prima e i sistemi per verificare quello che succede in casa? Diciamo che ultimamente, appunto, naturalmente anche l'arrivo degli smartphone che hanno
ulteriormente dato una spinta a questo settore, e tanti costruttori giustamente hanno integrato i sistemi di videosorveglianza e di allarme anche di possibilità di essere collegati in rete e gestiti tramite app, diciamo anche tramite la domotica, per avere un'integrazione unica della casa, dalle tapparelle ai cancelli elettrici e quant'altro. E naturalmente si può gestire anche gli impianti di videosorveglianza e di allarme naturalmente. Dall'utente finale diventa più semplice anche capire cosa sta succedendo in casa, magari si è dimenticato delle finestre aperte oppure l'allarme acceso o spento in tempo reale, senza pensare di tornare a casa, tornare indietro dopo che magari sta partendo per le vacanze, e fa una videoverifica su tutto il sistema sostanzialmente, quindi si ha una sicurezza molto più alta rispetto a una volta che giustamente bisognava tornare a controllare l'impianto o se erano stati chiusi tutti i serramenti fisicamente. Anche magari per le persone che sono in vacanza, no? Forse certo, in queste situazioni danno fa la una controllata differenza. periodica della casa se è tutto a posto, se c'è corrente, perché comunque fanno diversi, oltre la verifica del sistema di sicurezza, cioè telecamere, allarme e quant'altro, fa anche una verifica dello stato in vita della casa, cioè se c'è corrente, se tutti i sistemi sono a posto, se l'irrigazione magari funziona o quant'altro. Ma quali sono le novità future del settore? Se c'è qualche previsione, non so, qualche sistema nuovo? Ma diciamo sta spingendo molto appunto il discorso di avere la connettività assoluta con la casa, quindi diciamo fortunatamente grazie alle app che stanno emergendo c'è appunto lo sviluppo di questi sistemi. Avremo in uscita, scusate se posso, avremo in uscita dei rivelatori dove all'interno verrà posizionata una telecamera, specialmente per quanto riguarda la parte esterna, perché la parte interna difficilmente crea falsi allarmi, dove avremo la possibilità di vedere quando l'impianto va in allarme tramite l'app, ci darà la possibilità di vedere proprio il momento in cui l'impianto è andato in allarme e quindi una verifica video a tutti gli effetti. Ecco. Volevo domandare invece a Magon di Talpol riguardo sostanzialmente alla normativa del decreto d'imposta che dovrebbe essere modificata a brevissimo e quanto questo potrà portare un vantaggio a tutti i telespettatori che ci stanno seguendo da casa quando si tratterà di investire sulla sicurezza. Ma allora, la normativa nasce da richieste che sono ormai da svariati anni portate avanti dalla nostra categoria, che è quella sostanzialmente di in maniera abbastanza chiara e trasparente ammettere che il privato cittadino investe nella propria sicurezza e magari ha diritto ad avere una sorta di supporto da parte dello Stato. Questo avveniva per quello che riguarda gli impianti, quindi con i vari recuperi, con la norma valida come per le ristrutturazioni, mancava per il costo dei servizi di vigilanza, che tra l'altro subivano l'appesantimento dell'IVA, che per il privato è un'imposta non recuperabile. In base alle nostre richieste, nella legge di stabilità 2016 si è stabilito che ci fossero dei contributi pari a circa 15 milioni di euro per avere un credito d'imposta per spese sostenute per contratti con vigilanza privata. A fine anno, quindi dopo quasi un anno, è uscito il decreto attuativo. Adesso stiamo aspettando che l'Agenzia delle Entrate sostanzialmente dia entro il termine ultimo, il 7 marzo, le specifiche su come richiedere questo intervento credito, che dovrà essere comunque accordato entro il 31 marzo 2017 sulle spese sostenute per il 2016 e gli importi saranno poi operativi come credito d'imposta sulle denunce reddito 2016. Perfetto. Scusi, no, volevo solo dire chiudere una piccola cosa. Sì, questa richiesta è avvenuta perché noi abbiamo sentito tante cose, ma tra l'altro è di poco tempo fa un fatto di cronaca. Chiaramente oggi i clienti hanno tutte le possibilità che gli dà il mercato di gestirsi autonomamente i vari impianti. Noi ci teniamo a dire che è fondamentale questo tipo di libertà e di possibilità da parte del cliente, che però non deve mai dimenticarsi di una cosa. Purtroppo le problematiche nascono quando poi non si è vicino a casa o non si è nelle condizioni di poter chiedere e di poter intervenire. Poco tempo fa abbiamo letto sulle cronache di un cittadino che si trovava all'estero, in vacanza, ha ricevuto tutte le varie segnalazioni del suo impianto, che c'era un furto in atto, ha mandato un parente a controllare e ha visto che c'era il furto, purtroppo. Quindi non si trovava vicino a casa, era all'estero.
Allora, per noi è fondamentale, diciamo, anche perché i costi, come nella parte tecnologica, anche nella parte della sicurezza privata, sono molto diminuiti e ci sono pacchetti specifici per il privato. Se poi non c'è qualcuno che gestisce questa segnalazione e garantisce un intervento in tempi rapidi, tutta questa struttura decade. Certo. Su un piccolo appunto, insomma. Chiarissimo, certo. Non serve a nulla avere le informazioni se poi non le adoperi. Alcune volte, voglio dire, se io mi trovo all'estero e ricevo questa segnalazione non posso neanche fare il 112 perché cioè, se sono in Slovenia è la polizia della Slovenia che di sicuro non interviene a casa mia, a Udine. Ecco, certo, chiarissimo. Bene, ci fermiamo per l'ultimo blocco pubblicitario, poi torniamo su Friuli Economy, puntata dedicata al tema della sicurezza nelle abitazioni, nelle aziende. Di nuovo a Friuli Economy con il tema della sicurezza e parliamo delle case e delle aziende depredate dai ladri e di come possiamo difenderci. E Fumis, la cassaforte, è ancora molto usata insieme ad altri mezzi di custodia. Questo perché? Sono utili i mezzi di custodia e le cassaforti perché oggi vanno di moda i furti veloci e quindi molto frequentemente, pur avendo gli allarmi che suonano e magari i collegamenti con gli istituti di vigilanza, le forze dell'ordine, i ladri entrano perché sanno che hanno a disposizione quei 5 minuti, 10 minuti per poter fare dei furti molto velocemente. Quindi se noi mettiamo i nostri beni più preziosi sotto custodia, quindi su dei cassaforti che anche abbastanza robuste perché vengono usate in questo momento le flex portatili e addirittura noi abbiamo visto aprire e segare delle cassafortine da muro in 3 minuti. Quindi i mezzi di custodia sono necessari, è un'utile implementazione dei sistemi di sicurezza e di allarme attivo. Ecco, Grotto invece della Urmet, prima parlavamo di app, è possibile ad esempio per le persone che magari sono baricentrate in una città ma hanno la casa al mare in montagna, oppure aziende che hanno più filiali in città differenti, trovare nella stessa app dati, immagini che vengono, diciamo così, filmate su luoghi differenti, quindi unificare il tutto in un'unica app e quindi avere una centralina di informazioni? Assolutamente sì, abbiamo la possibilità di scaricare gratuitamente UVS, che è l'app Urmet per quanto riguarda la videosorveglianza, e di installare in maniera virtuale ma a tutti gli effetti reale più impianti installati in più punti tipo Udine, Lignano, come può essere in montagna a Cortina per dire, e visualizzare in tempo reale tutte le telecamere installate nelle varie abitazioni. Allo stesso tempo riesco anche ad avere la possibilità di visualizzare il backup, fare un backup o visualizzare le registrazioni di ognuna delle telecamere installate. Oltretutto, grazie anche a dei nuovi studi, abbiamo la possibilità anche di fare un po' di analisi video, quindi di analizzare l'immagine e vedere se effettivamente davanti all'ingresso di casa dove c'è la telecamera che visualizza la porta d'ingresso, se c'è una persona che sta arrivando oppure sta passando un cane e quindi è un falso allarme, generare una criticità oppure no. Perfetto. E Grimolizzi, all'inizio della puntata abbiamo visto un servizio dove si percepiva questa insicurezza che i cittadini anche di Udine sentono. Che cosa si può fare a proposito? Beh, cosa si può fare? L'abbiamo sentito oggi con i vari colleghi che hanno esposto i vari sistemi che si possono attuare. Una mia piccola riflessione e anche una piccola vena polemica è questa, che lo Stato si è dimenticato le porte aperte. Cosa voglio dire? Da quando abbiamo abolito il controllo nelle nostre frontiere, questi eventi purtroppo hanno avuto un incremento esponenziale.
Quindi chi deve innanzitutto tutelare la nostra sicurezza è lo Stato, e se lo Stato questo non lo fa, noi cittadini dobbiamo prendere provvedimenti noi stessi, ma questo è sempre oneroso per il nostro budget quotidiano mensile. Quindi l'invito è allo Stato che investa anche lui stesso molto di più verso la nostra sicurezza, con controlli maggiori, e soprattutto io spero che prima o dopo si reintrodurrà il controllo alle frontiere e il controllo dei mezzi che transitano giornalmente con refurtiva in grandi mezzi che oggi non vengono rilevate. Ecco, invece Buiatti dell'Hermetic Serramenti, il vetro si può considerare un elemento debole che non può costituire una sicurezza per chi lo utilizza come invece elemento appunto di difesa per la propria casa o per la propria azienda, oppure al contrario è un elemento in realtà che può avere dei punti di forza nella sicurezza? Beh, attualmente i vetri con le nuove normative, innanzitutto antinfortunistiche ma poi anche di antieffrazione, sono vetri che hanno determinate caratteristiche e peculiarità. Per esempio ci sono i vetri stratificati, ovvero vetri lastre accoppiate e tenute assieme da una pellicola di PVB, cioè polivinilbutirale, che in caso di rottura di una lastra determina comunque, il vetro rimane un corpo unico fino ad un certo punto, per cui in questo senso in termini di sicurezza rallenta l'azione di un malintenzionato. Oppure ci sono vetri temperati o temprati, cioè subiscono un processo di indurimento e questi vetri presentano una resistenza all'impatto da parte di un corpo contundente che è 3-4 volte superiore rispetto a una lastra normale, per cui la rottura di questo vetro determina un grosso rumore e questo è un deterrente nei confronti di un malintenzionato. E Zaccarin, come si può selezionare un professionista del settore della sicurezza? Che cosa bisogna guardare, no? Anche quando viene proposto un sistema di antifurto? Beh, intanto che abbia la conoscenza del settore, cioè che sappia installare impianti di sicurezza e quant'altro. E poi avere i requisiti tecnici e anche una buona esperienza, perché comunque stiamo parlando di apparecchiature elettroniche che hanno, nella semplicità che hanno ad oggi, anche sono sofisticati per la rilevazione a raggi infrarossi, microonda e quant'altro. E quindi anche chi va a mettere mani o che fa le regolazioni di queste apparecchiature deve avere una capacità e una conoscenza di com'è il funzionamento della sensoristica per se stesso, anche dal semplice contatto magnetico che si mette per l'antiapertura delle finestre, perché tante volte si vedono delle installazioni fatte molto blande e che creano falsi allarmi nel tempo. Quindi anche quello che può essere il collegamento con l'istituto di vigilanza o quant'altro tante volte magari può essere falso e quindi creare solo allarmismo anche tra i vari componenti della famiglia, perché dopo ci sono i numeri di telefono che vengono chiamati e quant'altro e si crea un'ulteriore problematica anche della preoccupazione della gente per se stessa. Ecco, in chiusura volevo domandare a Magon della Italpol, in un clima come questo di insicurezza anche per determinati attacchi terroristici che sono avvenuti anche in paesi a noi vicini, come si riesce a gestire la sicurezza di grandi eventi dove ci sono centinaia, migliaia di persone, garantendo quindi anche la sicurezza a tutti quanti? Innanzitutto la premessa è che ovviamente la sicurezza viene garantita da parte delle forze dell'ordine, quindi le forze dell'ordine, responsabili dell'ordine pubblico, stabiliscono quelli che sono i piani di intervento e quali sono le regole a cui adeguarsi per gestire questo tipo di sicurezza. Da qualche anno è uscito un decreto, tra l'altro, che ha normato anche questo tipo di attività da parte delle società private, che ovviamente hanno solo e esclusivamente lo scopo di supportare e di eseguire quelle che sono le disposizioni delle forze dell'ordine. Questo decreto stabilisce che solo aziende che hanno un'abilitazione particolare, personale formato e delle autorizzazioni può fare questo tipo di servizio. Questo è stato già un passo avanti. Poi a questo viene aumentata la garanzia di quello che può essere la sicurezza del grande evento con delle riunioni, delle analisi di sicurezza che vengono fatte preliminarmente e poi personale formato che ha formazioni sia dal punto di vista dell'antincendio e primo soccorso per una attività di safety anche delle persone, ma anche attività antiterrorismo. Un piccolo
piccolo ricordo, volevo solo segnalare che noi, anche se siamo in una zona così spesso viene definita molto marginale, alcuni dicono nell'estremo nord-est, quest'estate c'è stato un evento per cui noi abbiamo garantito la sicurezza e su indicazione del responsabile dell'ordine pubblico, che nel caso specifico era il questore, sono stati per la prima volta utilizzati gli strumenti per bloccare, diciamo, l'accesso alle vie per evitare eventuali attacchi con tir. Questo poi dopo è diventato, in base a degli accadimenti ulteriormente spiacevoli che sono accaduti, una norma generale, però anche noi nel nostro piccolo abbiamo fatto questa attività. Se mi consente un'unica cosa, visto questo incontro che abbiamo avuto e visto soprattutto le interviste di prima, io ci terrei a dire, come ha detto il collega Fumis, che non bisogna lasciarsi andare, siamo spiaciuti da sentire gente che ormai dice ormai... È rassegnata, sì. L'unica cosa che posso dire è che oggi, in base a quello che abbiamo sentito, le tecnologie e i servizi sono andati avanti, cioè è vero che i ladri hanno nuove tecnologie, ma è vero che anche le tecnologie per difendersi sono aumentate, i servizi sono aumentati e anche i costi sono diminuiti, per cui chiediamo a tutti il supporto magari dello Stato, ma oggi non dobbiamo avere paura di spendere troppo. Magari se vi avvicinate ad aziende serie e vi renderete conto che l'investimento che si chiede è inferiore a quello che si immagina e magari si vive anche meglio e più tranquilli. Sentire che si fa cambio e rimane qualcuno in casa, chiaramente forse si può risolvere in maniera diversa. Certo, allora io volevo ringraziare innanzitutto lo staff, sicuramente Gian Domenico Ricci, Luca Fornasiero e Davide Nicolicchia per il contributo tecnico e di regia, il servizio di Paolo Bassi e ovviamente anche Elena Bezzutti per tutto il supporto alla conduzione di questa puntata di Friuli Economy sulla sicurezza. Grazie a voi. E ovviamente un ringraziamento anche a Diego Grotto della Urmet, Michele Buiatti dell'Hermetic Serramenti e ancora Massimiliano Magon di Talpol e adesso faccio ringraziare pure alla Adesso facciamo la mia parte, a Glauco Fumis di Telesorveglianza, Grazie a voi. Mauro Grimolizzi di GM, Grazie a voi. e Diego Zaccarin di Punto Sicurezza. Grazie a voi. Friuli Economy torna fra una settimana, puntata dedicata ad Agrest e al settore dell'agricoltura, ovviamente dal punto di vista economico. A tutti voi una buona serata con i programmi di Telefriuli. Buona serata.